Da qualche giorno la città storica è letteralmente tappezzata dai cartelloni di una grande agenzia immobiliare che invita i veneziani a vendere le loro case. Nulla di legittimo in sé, riflette Matteo Secchi di Venezia.com, ma il clima è ormai da svendita di fine stagione. È cominciato l'assalto finale agli ultimi veneziani rimasti in laguna. Abbiamo le cassette della posta invase da queste lettere dove ci invitano, anzi li invitano perché io non posseggo nulla e quindi sono a posto, dove il veneziano che ha proprietà viene invitato a vendergli la casa. Abbiamo manifesti dappertutto con queste agenzie che sono multinazionali e non sono nemmeno veneziane, sono inglesi, tedesche, francesi. Dei motivi per cui migliaia di veneziani sono costretti a lasciare ogni anno una città sempre meno a misura di residenti abbiamo parlato molte volte, ricorda l'attivista, però fino a questo momento nessuno aveva avuto il coraggio di dirci chiaramente quello che ormai sta scritto perfino sui cartelloni: dateci le vostre case, prendete i soldi e andatevene. Noi naturalmente non siamo assolutamente contro l'iniziativa privata perché non siamo nell'Unione Sovietica degli anni 50 con il collettivismo statale, per carità. Però con questa invasione di questa agenzia che abbiamo visto negli ultimi giorni che sta pressando, sta marcando stretto i possessori di immobili, abbiamo visto che ormai abbiamo passato il livello e siamo in un nuovo livello. I dati del resto, conclude Secchi, danno torto ai residenti e ragione a chi mette in piedi questo tipo di iniziative pubblicitarie. Nel 2015 il 70% dei passaggi di proprietà immobiliari sono stati verso acquirenti stranieri. Soltanto il 30% delle case sono state comprate da italiani, tra i quali una piccola percentuale di veneziani. C'è un business milionario che passa sulle nostre teste e per il quale ormai siamo solo un intralcio. Il messaggio ormai è chiaro, dovete andarvene, ma noi naturalmente non ce ne andremo mai, piuttosto dormiamo sotto i ponti.